Allora, Massimo Marciano, Carlo D'Alberto, poi credo che il professor Briguglio voglia dire qualcosa, poi Napoli-Lazio, Avvocato Strizzi e Gigi Masci oggi nella insolita veste di tattico per questa partita importante. Massimo Marciano, Carlo D'Alberto. Oggi la Roma ha vinto, io direi, come diceva qualcuno, prendiamo questa vittoria ed è giusto che sia così, anche perché il calcio è vero che è fatto di tattica, è fatto di uomini, è fatto di circostanze soprattutto. Io vorrei ricordare che questa Roma si trova nella posizione di classifica nella quale si trova anche per una serie di circostanze più o meno fortuite. Ne dico una, Abraham, che ha segnato oggi, è il giocatore di tutta la Serie A che ha il maggior numero di pali e traverse prese. Io credo che, se non ho fatto male i conti, stiamo parlando di 7-8 quasi gol. Se solo la metà di questi quasi gol fossero stati gol, parecchie partite avrebbero avuto un esito diverso. Il bello del calcio è anche questo, è fatto di episodi. Poi ci sono i problemi anche di formazione, infatti la Roma dovrà intervenire nel mercato adesso di gennaio, come chiede lo stesso Mourinho, e quindi è chiaro che lui si rende conto di questa situazione. Un attimo, 3 pareri in fila, Massimo Marciano, Carlo D'Alberto, professor Di Rienzo, condividete quello che ha detto Briguglio o no? Massimo. Io penso che il peso di un allenatore come Mourinho si è visto in questo frangente, in cui la Roma ha 2 grossi problemi. Uno è quello di organico, sono d'accordo sul fatto che la campagna è stata impegnativa ma non risolutiva, tant'è vero che tornerà sul mercato adesso a gennaio per infoltire il centrocampo, che è un reparto in estrema sofferenza. E il secondo elemento da tenere presente è quello che dicevo prima, ci sono una serie di episodi che hanno pesato, e aggiungo anche il fatto che alcuni giocatori della rosa non sono stati finora all'altezza delle aspettative. Penso a Zaniolo in modo particolare, che sta crescendo nelle ultime partite, e credo che senta anche il peso del fatto di non aver risposto a tutte le aspettative che erano state riposte in lui all'inizio dell'anno. Io credo che con l'intervento sul mercato di gennaio noi vedremo un'altra Roma. Per quanto riguarda Mourinho, io ripeto, avere un allenatore come lui, con il suo carattere, con la sua esperienza, è stato l'elemento che ha permesso comunque alla Roma di avere una classifica discreta per le proprie capacità, ingenerosa rispetto alle occasioni che ha perso, non tutte per sua colpa. Su Sarri, Massimo Marciano, l'allenatore giusto o no? Secco, così? Con le condizioni date sì, c'è poco da fare. Poi rischio di dire una banalità, ma il calcio non è una scienza esatta, quindi non possiamo come dire, dare una regola per tutte le partite. Se parliamo della partita di stasera, a mio giudizio la Lazio ha sbagliato l'impostazione tattica, perché si vede che il Napoli la colpisce nei cambi veloci di campo, sui quali la Lazio non riesce a fare. La fa da padrone. Un attimo, c'era Massimo Marciano, voleva dire una cosa su questo, credo. Massimo. Un aspetto importante l'ha toccato il direttore quando parla di un problema che non è solamente italiano. Forse noi siamo i primi in questo Paese a tirare fuori, grazie alle indagini della Guardia di Finanza, questo problema, ma è un problema che riguarda parecchie grandi società del panorama europeo. Quindi un attimo, fallo finire, ragazzi, penso che questo è un argomento molto delicato. Come dice spesso Marco Vittiglio, una parola è poca e 2 sono troppe. Attenti, attenti, perché molte volte uno parla un po' a sproposito e poi magari rischia di pagarne le conseguenze. Massimo. Sì, infatti è un argomento molto delicato e
penso da cittadino che le indagini faranno chiarezza e quindi potremo anche esprimere dei giudizi una volta terminato il lavoro della magistratura in maniera ponderata su quello che sta succedendo in questo periodo nel calcio italiano sicuramente, ma ripeto anche nel calcio internazionale, perché certi livelli difficilmente possono essere sostenuti. Ormai il calcio non è come la Formula 1 dove ci sono dei costi derivanti dalla tecnologia. La tecnologia costa, quindi la Formula 1 costa. Il calcio sotto questo punto di vista ha un costo che è paragonabile a quello di sport altamente tecnologici, non essendoci la tecnologia, e questo è sicuramente qualcosa fuori logica. Permettimi, perché si è partiti dalla Juventus? Perché poi dalle intercettazioni che abbiamo potuto leggere era un'indagine, cioè a Guardia di Finanza poi quando si muove, per carità, ripeto, noi siamo innocentisti, tutto quello che ti pare, però poi quando arriva la finanza, ragazzi, la finanza arriva a colpo sicuro, è difficile poi che questi ragazzi si sbaglino, perché oltretutto sono anche molto preparati dal punto di vista professionale, quindi arrivare a colpo sicuro non è che... Devo dire che la finanza nel nostro Paese è fatta di professionisti altamente specializzati, questo va riconosciuto, perché comunque poi ci sono alcune situazioni estremamente complesse. La finanza poi si occupa di vari settori più diversi, quindi insomma dal punto di vista della specializzazione sicuramente c'è. Io penso che sia arrivata questa indagine seguendo il filo anche di una serie di situazioni che non sono poche. Capito quello che vuol dire? Fermiamoci qui perché abbiamo poco tempo.